Zanzi, mi spieghi perché invece di essere in viaggio sono qui e ti devo aiutare in campagna? Perché se di frutta vuoi campare, l'orto dovrai coltivare. E perché la capra è l'animale più bello che c'è. Dopo la donna. No, non posso metterla adesso. Basta, mi licenzio. Ciao, si dia. It's gonna take my heart and soul, my heart and soul. Ok, cioè qualcosa mi sta confondendo. Eravamo col motodecespugliatore, dobbiamo andare in campagna. Andò a prendere delle chiavi per smontare il motocoltivatore che poi utilizzeremo per decespugliare. Erano le chiavi? Cominciamo bene. Che vuoi? Tieto. Questo praticamente è un motocoltivatore da combattimento. Praticamente ci mettiamo sopra, facciamo le gare e nel mentre con questi aggeggi qui dobbiamo strappare le orecchie alle persone che ci passano vicino. Bellissimo. Penso di aver capito. Dobbiamo pulire il serbatoio e quindi ci mettiamo un po' di benzina e una catena per fare un bel brataflacla. E piano piano si dovrebbe scrossare tutto e pian piano si dovrebbe eliminare tutta la crosta che c'è all'interno. Speriamo bene. Sei soddisfatto della tua spiegazione? No. Questa è la terza volta che Nazario spiega. Il sistema che utilizzeremo è praticamente il sistema della catena. It's gonna be a long way home. And it's gonna take my heart and soul, my heart and soul. Vai, vediamo l'effetto del nostro shakeraggio. Mamma mia. È un po' sporchina. Ecco, vedete, il tovagliolo è entrato bianco e adesso il mago Mi sa che dobbiamo dare una sistematina anche alla candela. Io so fare la candela. Eccola. È partita, quindi sono davvero molto entusiasta, la partita è andata abbastanza bene, i nostri amici di squadra si sono comportati alla grande, speriamo di arrivare in finale. È giunto il Giorgio, è giunto Per lavorare con noi! Sei grande Giorgio! Un applauso a Giorgio! Mi spieghi perché abbiamo fatto tanta fatica a sistemare il motocoltivatore se poi non lo portiamo? Semplicemente perché, Simo, scusa un attimo, noi il motocoltivatore dovevamo ripararlo, non è che mo vado a consumare benzina per la campagna. Ci abbiamo le mani, ci abbiamo le zappe, ci mettiamo con le zappe e la facciamo quello che dobbiamo fare. Ha senso. È morbidissimo, i piedi affondano. Cos'è che dobbiamo coltivare? No, qua niente, Simo, qua ce ne dobbiamo andare via perché non è la nostra terra. In base al periodo in cui stiamo vivendo, dobbiamo coltivare sogni. Chuck numero 3, cos'è che si coltiva qua, Zanzi? Penso che metteremo dei broccoletti, dei cicorie, un po' di cose varie perché comunque siamo nel mese di settembre, quindi sì. Qua ha un sacco di spazio, cicorie. Vabbè, sì, questo è un posto davvero caratteristico. Across the land. And if you run with me, you got to understand that you're holding on to a dangerous hand. If I want it, would you still want me? 'Cause babe, I want it. Do you still want me? I got
got a bag of money, honey, and it don't belong to me. Took it from a man that had it coming, so you know it wasn't free. We'll load this Smith and Wesson up and take our horses east. And if we run into any trouble, we'll leave them in the crimson streets, darling. You fell in love with the famous man. See my pictures posted everywhere across the land. And if you run with me, you got to understand that you're holding on to a dangerous hand. Siamo stanchi? Simo, mi sento una pianta, sono pieno di terra. Oh vabbè Zanzi, piantala. Ah, piantiamo il panico! Aiuto! Ah. Basta. Oh. Ah. Oggi abbiamo iniziato il lavoro che in teoria potremmo forse terminare domani, che è quello di ripulire questo posto e motozapparlo tutto quanto. Per farlo però dobbiamo togliere tutte le erbacce e anche tutte le canne, cosa che finiremo domani con un attrezzo un po' più migliore della zappa sgangherata di oggi. Lo so che non si dice più migliore. Ci aggiorniamo domani. Raddrizza la schiena prima, abbassa, butta assieme, fuori e spingi di caffè. Oggi stiamo tergiversando, siamo un po' stanchetti. Perché siamo così stanchi oggi, Zanzi? Perché ieri notte uno stupidino ha voluto andare in una struttura abbandonata per ore e ore e ore a fare cose che non dovevamo fare. No, non è quello che pensate. Oggi iniziamo a fare sul serio con il motozappatore, anche perché domani partiamo. Lo dobbiamo fare, sì, no? Lo dobbiamo fare. Tu, io in realtà non dovrei. Decidere di iniziare alle 10:30 del mattino non è stata proprio l'idea migliore della giornata. Prima di accendere il motocoltivatore devi stare attento che la marcia non sia bassa, vedi anche di questo poco qua, ma deve stare sempre bella alta. Adesso sto facendo una cosa qui dietro qua, sto praticamente impostando la misura di quando le lame devono andare giù nel terreno. Di quanto? Di quanto? Uffa, questo non ci voleva. Cosa è successo? Ah! Stavo giusto per fare un video dicendo che la motozappatrice ci aveva abbandonato dopo i primi 25 metri. Se eri stanco bastava riposare, non serviva bucare il serbatoio per far finta che il motozappatore non funzionava. L'ho bucato perché dopo dobbiamo mangiare. Se non abbiamo il serbatoio bucato, dove scoliamo la pasta? Ha senso. Beh, un pochettino sei riuscito a zappare, Zanzibus. Cosa abbiamo adesso? Cosa hai preso? Abbiamo una forca, una zappa e qui questa che vedrete dopo è una mezzaluna, quindi possiamo decapitare le piante. La Mesopotamia. Esatto. Perché dato che la mototrebbiatrice non funziona, dobbiamo Non è che non dedicare funziona, il nostro tempo. non è che non funziona, funziona, è che è rotta è bucata con la pasta. Questa in realtà La morte. non è fatta per tagliare l'erba, ma la utilizzeremo così lo stesso. Questa è fatta più che altro per chi ha le finestre in casa, quelle antiche che si chiudono così. Per tirare giù. Ah, pensavo io per la frutta. No.
Dovresti tenerlo più alzato lui. Così. Sì. Sì. Perché sennò la butti giù. Dai, che qui è più semplice, dai. I'm giving up on settling down, getting out of this small town. Hang a sign, this heart is closed. I'm gonna hit the open road. I'm giving up on settling down. I've been left at the altar, been left at the bar. Gave all I got to love, all I got was a broken heart. But I got my eyes on a new horizon, and I've learned my lesson. I'm giving up on settling down, getting out of this small town. Ain't a sign, this heart is closed. I'm gonna hit the open road. I'm giving up on settling down. Venite, venite, vi faccio vedere una cosa. Voi vi domanderete, ma perché stanno così tanto a tagliare questo cannetto? Vieni a vedere. Questo è il pezzo di tecnologia che stiamo utilizzando per tagliare le canne. Ecco, penso di aver risposto. Non che mi lamenti, sono adesso allenatissimo in caso di un'apocalisse zombie. E tra l'altro ho appena scoperto che Nazario ha capito che ci sono troppe canne e anche tagliandole il motozappatore non passerebbe. Quindi Zanzi, cosa facciamo? Quello che abbiamo tolto si secchi, così posso fare una pulizia rapida. E poi dopo vedo con qualche altro strumento o un amico facciamo passare un trattore per eliminare il tutto. Adesso me lo dici? Bene, anche questa ottava tappa è terminata. Non siamo riusciti a zappare tutta la terra, ma abbiamo dato una bella mano a Zanzi in campagna come voi avete scelto. Adesso, prima di vedere la continuazione di questo viaggio, vi inviterei, se vi è piaciuto il video, a mettere un like, a condividerlo e a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Per la prossima tappa, in realtà, le scelte nei sondaggi saranno un po' veicolate, perché devo tornare verso casa. Il tempo a mia disposizione purtroppo è quasi finito e quindi devo muovermi verso nord. Ma dato che c'è ancora qualche giorno e anche Zanzi deve andare in direzione della Toscana, abbiamo pensato di fare un viaggio in macchina facendo delle tappe, esplorando vari luoghi mentre andiamo verso nord, e sarete voi a scegliere sempre tramite i sondaggi in quali destinazioni ci fermeremo per esplorare. Quindi mi raccomando, guarda il prossimo video per scoprire dove ci saremo fermati e grazie per essere stati qua. Ciao bellissimi! Ciao bellissimi! I'm giving up on settling